amiche e amici sportivi di Telearena Sport, queste immagini vi giungono dal Palatezze di Arzignano, dove scendono in campo le due formazioni veronesi che sono approdate alla finalissima playoff per l'aggiudicazione del titolo regionale di calcio a 5 femminile juniores. Il Bardolino Verona in maglia bianca e pantaloncini giallo-blu, il Porto di Legnago in completa maglia rossa. Accanto alla nostra postazione Antonio Rindone, mister di questa formazione di juniores del Bardolino Verona. Naturalmente commentiamo a giochi fatti la partita, non vi diciamo come è andata a finire per non togliere la giusta suspense all'avvenimento. Allora Antonio, due squadre che sono arrivate a questa finale dei playoff con un bel cammino entrambe. Bardolino Verona che ha terminato al primo posto la regular season, Porto al secondo posto, e dunque le due squadre che si sono classificate al primo e al secondo posto della stagione regolare sono poi arrivate a giocarsi la finale regionale. Assolutamente sì, sono sicuramente le due squadre migliori del Veneto per la categoria juniores, le migliori giocatrici in campo sicuramente, quindi la sfida più degna per queste problematiche. Il Porto, vediamo, comunque è sceso in campo determinatissimo, un paio di occasioni propizie, molto grintose sempre le due ragazze, ma è solo questa bellissima triangolazione, Piccoli Andretto che porta Sara Piccoli a fare il gol dell'apertura di questa semifinale, 1-0, abbastanza meritato Bardolino. Nel frattempo alcune incursioni pericolose del Porto, sventate anche con un pizzico di fortuna, ma siamo ripartite in 2 secondi. Triangolazione Piccoli Andretto che ha portato appunto Sara Piccoli davanti alla porta, praticamente sguarnita come vedete, grazie all'assist dell'Andretto, ed ecco il gol, semplice, facile per Sara Piccoli e un po' Piccoli Andretto. Sono le due atlete della juniores del Bardolino. Le ragazze sono tutte molto esperte perché molti di loro hanno anche giocato con la prima squadra quest'anno in Serie A, quindi comunque l'allenamento è un altro rispetto alle nostre e il ritmo partita, diciamo che sono abituate già a un ritmo questo diverso. Porta anche a un'aggressività maggiore. Attenzione, qui ecco il gol di Valentina Andretto su piccola incertezza di Ljubov Rossi, uno dei portieri comunque sicuramente più forte del campionato insieme al nostro. Tiro della Vittoria Carli dalla destra, non trattenuto da Ljubov Rossi, arriva Valentina Andretto e segna il 2-0. E ha messo dentro il 2-0 per il Bardolino Verona, che rivediamo a rallenti. E pallone non trattenuto dal portiere e arriva Andretto praticamente a pochi centimetri dalla linea di porta, sì. Mette dentro il 2-0, minuto 27. Bene, con le ragazze riusciranno sicuramente a riportarsi prestissimo in Serie A. Adesso dalla Villa va il tiro con Cremonesi che da pochi passi riesce a accorciare le distanze per il Porto di Legnago. Cremonesi dunque, minuto 32esimo della prima frazione, rivediamo pallone dentro, la deviazione sotto le gambe poi dell'incompevole Gorberio. Comunque nella prima parte del campionato, poi arrivare a questa finalissima. Attenzione, l'azione del Porto, martello riesce saremo al 38esimo, Daniele, al mio cronometro siamo 33-32. Okay, non finisce più questo primo tempo, riesce Martello, bravissima anche lei, davvero una giocatrice di classe, di tenacia. Rivediamo, bella la girata in buca, un attimo di ritardo di Vittoria Carli nel marcarla e di punta sul secondo palo riesce a proteggere. Tutto da rifare, sport, anche perché è davvero molto divertente, e noi abbiamo concluso la stagione in 13-14 ragazze che hanno contribuito. Attenzione, vantaggio del Porto Legnago, sono passati solamente 44 secondi dal fischio iniziale di questa ripresa. Doccia freddissima, perché insomma dal 2-0 di vantaggio si passa ora al vantaggio del Porto per 3-2. Vediamo qui Cremonesi in equilibrio per parte dal sesto. Valentina Andretto riprova lo schema di prima con Sara Piccoli che questa volta riesce a spizzare di testa e a pareggiare i conti per il Bardolino. E dunque nuovamente in parità l'incontro e arriva il gol del 3-3. Rivediamo il pallone che arriva, la spizzata di testa, bellissimo, dobbiamo dirlo. Dal calcio 11, rubato dal calcio 11 il capitano Valentina Andretto. Le abbiamo provati perché sapevamo appunto le caratteristiche del Porto erano queste, e con le immagini andiamo direttamente al gol di Valentina Andretto di punta all'angolino, veramente ben fatto. Ecco, vediamo qua il replay, Valentina Andretto di punta
becca l'angolino. Non era facile perché il portiere, vi assicuro, è davvero davvero bravo, ma sicuramente si ripresenterà agguerritissimo anche l'anno prossimo. Assolutamente. Adesso io approfitto già per salutare Antonio Rindone mentre c'è la premiazione del Bardolino Verona, poi avremo una brevissima intervista ad una delle protagoniste di questa fantastica partita. Ai prossimi appuntamenti con il calcio 5 femminile. Allora, Denise Rancan, tu e le tue compagne vi siete laureate oggi campionesse regionali Veneto di calcio a 5 juniores. Che impressione fa questa vittoria? Beh, assolutamente molto emozionante, è stata una vittoria voluta con tutto il cuore, abbiamo lavorato molto quest'anno e la volevamo proprio, ce la siamo cercata, per cui penso che ce la siamo anche meritata alla fine. A un certo punto della partita però eravamo in svantaggio, cosa hai pensato in quel momento? Beh, è stata tutta la partita abbastanza tesa e abbiamo avuto comunque da fare perché ci hanno dato comunque, sono state molto brave anche loro, però alla fine grazie all'ultimo gol devo dire che sapevamo che ormai era fatta. E a chi dedichi questa bellissima vittoria? Beh, questa vittoria a noi tutte che ce la siamo guadagnata, ce la siamo sudata, e a tutti quelli che ci seguono, che ci hanno sempre seguito e che ci vogliono bene. Forza Bardolino! Grazie Denise, complimenti! Antonio.